A tutti voi ben ritrovati, gentili lettrici, gentili lettori, con una nuova pillola della Cuzzolini Casa Editrice. Siamo in compagnia di Claudio Pennino. Ciao Claudio. Ciao Giancarlo. Claudio è un nostro affezionato scrittore, uno degli autori che maggiormente ha contribuito alla realizzazione di alcuni progetti editoriali della Cuzzolini Editore, come ad esempio numerosi volumi della collezione Neapolis, ma quest'oggi vogliamo parlare di una nuova collezione. In verità l'abbiamo fatto con l'editore Claudio, l'editore Maurizio Cuzzolini, già qualche settimana fa, della Napoli in tasca. Questo è il primo volume, un tuo volume, A mamma de creature, nomignoli di metafore e soprannomi dell'organo sessuale femminile nella lingua napoletana. Vi facciamo vedere la copertina. Claudio, da dove nasce l'idea di dedicare un volume alla mamma delle creature? Ma cosa più importante, che cos'è A mamma delle creature? A mamma delle creature, per chi è appassionato di napoletanità, non può sfuggire che nella famosa tombola parlata, quella dei femminelli per intenderci, dove i numeri non vengono mai pronunciati ma sono sempre espressi attraverso metafore, indicazioni, oggetti vari, a mamma delle creature corrisponde appunto all'organo sessuale femminile, cioè corrisponde al numero 6. In questo caso è detta mamma di creature poiché da quella porta nascono i figli ed è fonte di vita, di generazione. Anche in napoletano infatti c'è un nomignolo che adesso è in disuso, che dice che nominava all'organo matra, che viene da mater, madre, o matrix, matrice, per cui è origine della vita. Quindi è molto semplice la spiegazione. Claudio, diciamo subito che questo non è un volumetto per ridere nel quale ci sono semplicemente una serie di nomignoli dell'organo genitale femminile, bensì è una ricerca semantica appunto che spiega e illustra tutta una serie di significati legati ai vari nomignoli adoperati nella nostra tradizione partenopea. Però notoriamente sì, è più semplice pensare al padre delle creature. Tu come hai fatto a realizzare quest'opera che comprende davvero tantissimi nomignoli e tantissime spiegazioni? Hai fatto bene a precisare questo aspetto del volume, che ai più potrebbe sembrare quantomeno che sia un lavoro goliardico, visto l'argomento particolare che si va a trattare. Però noi dobbiamo dire che chiaramente questo libro è un libro di approfondimento linguistico della lingua napoletana, infatti molte voci hanno uno studio etimologico e semantico di approfondimento, e quindi non bisogna prenderlo sotto gamba. E poi è un lavoro particolare perché mai nessuno aveva trattato questo genere di ricerca, questo genere di lavoro, e infatti è proprio mancante nella bibliografia della napoletanità, della cultura napoletana, per cui va a inserirsi come tassello in un campo perfettamente vuoto della cultura napoletana. O padre di creature è l'equivalente della mamma di creature, cioè non voglio dire, può anche succedere che nel prossimo futuro realizzeremo un volume gemello a questo dove parleremo di padre di creature, e chiaramente volendo precisare che non ci sono oscenità né volgarità in questo libro, ma è assolutamente un libro di approfondimento linguistico. Io sono indeciso, comunque qualche termine leggiamolo: carusiello, castiello, crisomola, cozzeca, pepella e poi apaziella anche. Certo, tutti i termini che hai usato hanno il loro significato, perché vengono chi per una, come dire, analogia fisica, chi perché ricorda vagamente un colore, chi per altri motivi. La paziella perché è un piacevole trastullo sicuramente, per cui anche i francesi lo chiamavano joujou, era una cosa su cui giocarci, e nel napoletano si attesta nella famosa espressione quando una cosa seria viene affidata a persone incapaci o che non riescono ad assolvere il compito che gli viene dato, e giuda paziella mani creature. Claudio, io ti ringrazio. Dunque, A mamma delle creature, Cuzzolini Editore, eccolo qui. Facciamo rivedere questa piacevolissima copertina, è un po' squintata, ma noi siamo in casa della casa Cuzzolini Editrice, quindi va bene così. Noi vi ringraziamo, ringrazio te Claudio. Grazie a te, ci vediamo in libreria. Ci vediamo in libreria e soprattutto buona lettura a tutti. Arrivederci.